scena, per tutte cose, per te faccio tutto per te. Buon pomeriggio dalla vostra amica Chiara Neomelodica, qui su Radio Antennaforia con il mio programma dal web alla radio con Chiara Roio Neomelodica. Oggi è qui con me un ospite speciale, un amico di sempre, di tantissimi anni. Io sono cresciuta anche con le sue canzoni. È qui con noi il mio amico e artista Antoine. Che bella presentazione. Ti è piaciuta? Molto. Io volevo dire che qua sono proprio a casa mia. Sei a casa tua. La verità sei a casa tua. Dice sempre, quindi mi fa piacere di passare questo pochino di tempo insieme a te. Piacere tutto sei mio. Sei una cara persona, come hai detto tu ci conosciamo da tantissimi anni. Sono cresciuta con te, ero piccolina e sei cresciuta pure bella. Meno male. Un bacio a tua mamma che ci bacio mamma. Bacio alla mamma. Volevo dire che sono contento di stare qua perché, come dicevo prima, mi sento a casa mia. Poi Radio Antennaforia, la storia, io sono nato anche grazie a questa radio, con Jenny, che eravamo amici d'infanzia. Io con pomodorini con Pavi Sparè non donavamo proprio niente, però avevamo la gioventù, la speranza di crescere. Sai quando si sogna, quando si guaglione si sogna, che se non sonnassi diciamo quando è sonno. Esatto. E quindi siamo cresciuti, io ho preso la mia strada, lui la sua, e sono felice che lui in questi ultimi anni abbia voluto fare questo omaggio a quella che è stata la nostra radioforia. Devo dire che ci sta riuscendo veramente, perché c'è un sacco di gente che segue. Molto seguita. Sono felice, e poi il fatto che tu stai qua. Sì. Ti giuro. Ma io. Mi fa piacere assai. Io scelgo sempre il meglio. Allora, che mi vuoi dire? Io sto qua. Allora, Antoine, innanzitutto cosa stai preparando di bello? Allora, io diciamo che dopo il periodo estivo che abbiamo fatto il nostro lavoro e quello di stare in mezzo alla gente con le serate, io sto preparando un abbraccio al nostro amico speciale Peppe Rocco. Dobbiamo fare gli auguri alla sua signora Melania, che compie 41 anni. Un abbraccio a Melania. Ciao Melania, augurissimi. Poi ci chiama una da bella parte canzone. Nostra. Peppe è anche un altro cultore della nostra musica, mi segue da tanti anni, conosce tutte le canzoni belle e pure qualcuno brutto, ma non ha mai sentito cose. Allora stavo dicendo che da adesso abbiamo iniziato con le scrivere un po' di canzoni. In questi giorni sto giù alla Zeus Record perché sto preparando canzoni anche per altri artisti, perché tu sai che io sono un cantautore. Negli ultimi anni mi piace il fatto di poter scrivere canzoni anche per altri artisti, il fatto di sentire le mie emozioni, cantarle anche da altri, per me è una cosa positiva. Che poi sono successi. Devo dire che ho fatto le cose carucce. Vabbè, Mauro Nardi, ho fatto tutto il disco di Mauro Nardi, questo qua nuovo, che purtroppo è poco promozionato. Mi dispiace troppo perché ci stanno certe canzoni bellissime, ma non che lo dico io, lo dice la gente. La gente, sì. E tu quando dici Mauro che la canzone ti voglio e non ti posso avere, che ho scritto io, poi a Mauro Nardi ho fatto Tu non trovi nada meglio di me, che è stato un successo di Mauro Nardi. E poi ho scritto un po' di canzoni un po' per altri artisti, non li voglio elencare. Poi ne ho fatto altre che sentirete molti, ma fra molto uscirà il disco di Natale Gallette, dove ho scritto delle canzoni molto belle. Tommy Riccio, che ho avuto modo di ascoltare i provini. Quindi abbraccio con un po' tutti gli altri, quelli che mi chiamano. E poi iniziamo a fare lo spettacolo in teatro. Quest'anno ho avuto delle proposte. Parlavo prima con Jenny, ho avuto anche delle proposte per quanto riguarda il cinema e la fiction, qualcuno accettiamo, qualcuno no, perché io devo fare prima tutto quello che mi piace fare. Esatto. E poi uno cerca sempre di fare il meglio, non ti butti ovunque. Uno cerca comunque di mantenere anche un pochino l'immagine, perché poi l'artista non si deve buttare ovunque. Io sono uno che mi gestisco come sono cresciuto, come mi hanno imparato i grandi. Io vengo da una scuola importante, quella di Vittorio Annona, e mi sono comparato un sacco di cose, quindi poi sono cresciuto, mi gestisco così e sono contento di questo, giusto. Qua già ci sono tantissimi messaggini. Leggiamo. Anna Failla, sera a tutti, ciao Chiara, ciao Antoine. Ciao, un bacio. Poi ci sta guardando una nostra amica, la tua collega Anna Russano, che ha scritto ciao Antonio. Ciao Antonio, ha scritto vi sto guardando. Un bel bacio alla nostra Russano. Un bacio Anna, che so che ritorna di nuovo, sì, la sua bella voce, con il suo nuovo lavoro discografico.
sua cinematografico. bella voce potente. Un bacio speciale per Anna Russano, che la voglio tanto bene, un bacio anche alla figlia e alla nipote. Un bacione. Ancora per Ipazia Salomone voglio una dedica. Chi è? Ipazia Salomone si chiama. Un bacio, un bel, Ancora una per bella... Pierino Ruggero che ci salutava, ancora per Mimmo Taurino che ci sta guardando. Ui, Mimmo Taurino. Ciao Mimmo. A proposito di voci potenti, che Mimmo è una voce... Lui è un'altra bella voce un bel potente. bacio a lei, a lui, a sua moglie e suo figlio Michele. Barbara Miccicche ci salutava a tutti e Vito Mancini che dice brava Chiara e salutava anche te Antoine. Ancora per Nino Colino, ancora per Mimmo Taurino che dice un abbraccio a tutte e due. A Jenny, stiamo in sala con montaggio, non potevo mancare. Un augurio al grande ospite e all'amica Anna Russano e l'amico Pullano, a te Chiara, a presto. Bello, mamma è bello, ma la giusto un coppa i gigli, un coppa a Facebook, lo dico, Sì. Sì, un coppa a gigli, questa voce era sui, ecco, parlando di voce, Poi ti saluta di voci Tina potenti. Pecoraro che dice ciao Antoine, un bacio, da Tina un bacio, e un Salvatore Un bacio a Tina e Salvatore. che ci stanno guardando. Salvatore e Camere su due pizzaiolo seria. Sì. Ah sì? Vai, Ci dobbiamo andare a mangiare una bella pizza allora. Bravo, bravi, un bacio. Stanno a Tarzana, si chiama Girasole, una Girasole. bella pizzeria. Vabbè. Vogliamo passare un bel brano tuo nel frattempo? Sì, vogliamo... Gianna, che vogliamo mettere? Cosa vogliamo far ascoltare? Un bel pezzo d'amore, un bel pezzo, una bella melodia. Allora facciamo una cosa, essendo che io ho scritto questa canzone che mi piace assai, si chiama L'amore... L'amore ci scumoglia, già l'ho messa. L'amore ci scumoglia che è una delle canzoni che ho scritto io ed è una melodia un po' moderna. Moderna, sì. La voglio dedicare tutta alla moglie di Peppe che Melania, oggi compie i suoi che 41 compie gli anni. con tanti auguri. Melania, ecco, ci sta. Melania, ci sta un bacio, guardando. ciao Buonasera. Meli. Ciao, Melania Smimmo. Smimmo, È sì. lei? Questa è un'altra Melania. Questa era la mia amica che tu dissi cosa fa quella ragazza, io ti ho spiegato che fa la modella. Allora un bacio a Melania Smimmo e un bacio a Melania la moglie La di modella, Peppe. la modella. Questa è stiamo miscando in Melania. Comunque un bacio a tutte in Melania, facciamo gli auguri a tutte Melania per i quante. suoi 41 anni, un bacio alle figlie che sono bellissime, le figlie di Peppe con Melania, e poi salutiamo a Melania Smimmo e tutte in Melania. A proposito di Melania salutiamo pure una famiglia d'Amanza perché che sono amici miei di vecchia data, a Vincenzo, a Lucia, a Melania, a Tonino, Un po' a a tutti Fonso, quanti. a sono amici miei storici, che Peppe quando fa la trasmissione loro sono sempre presenti. Toto Fabiani, Toto. a proposito di vecchi del nostro ambiente, un bacio al grande Toto Fabiani. Ciao Che bravo Toto. artista. Siamo pronti con il brano? Allora la canzone si chiama la pronuncia tu? Dai, fammi sentire. L'amore ci scummoglia. Allora, dalla bellissima voce dell'artista Antoine, l'amore ci scummoglio. Ma com'è bella te tenere vicino. E che te voglio bene, no, non ti vestire. Fatto guardare un po' in dacchi stucci. Fatto sentire ancora un gol a me. Voglio non fa così, per far venire fritto un gol. Ma come si bella, ma che bella cosa che mi ha dato Dio. E poi ha creato a noi, figli sta amore pulito, che ci lo respiro ogni mattina. E tutto questo sai perché? L'amore ci scummoglia. E poi ci veste lui. St'amore ci ha cresciuto piano piano, ci ha avuto tutte le porte, poi ci fa morire lontano. E ragione tutte cose, ci fa vivere sti cuore. Siamo stati fortunati a ci scegliere io e te. St'amore che ci mette fritto in cuore, ci sentiamo in coppia e spalle, tale e quale la prima volta. Ci fa nascere ogni giorno e l'elenco di tutte le cose ma fanno piacere a noi. Una vita senza te, mai, perché tu sei senza tutte le cose che mi appartengono e tutto quello che vedo, che sento, che tocco. Tu sei tutto quello che in da vita non hai già avuto mai, non bene a così grande. L'amore ci scommoglia
e poi ci vesti lui. Sta amore ci ha cresciuto piano piano, ci ha avuto tutte le porte, poi ci fa vedere lontano, e ragione tutte cose, ci fa vivere sti cuore. Siamo stati fortunati a ci scegliere io e te. Sta amore che ci mette freddo in cuore, ci sentiamo in coppia e spalle, tale e quale la prima volta, ci fa nascere ogni giorno, e l'elenchi tutte le cose che fanno piacere a noi. Ci metto fritto in cuore, ci sentiamo coppia e spalle, tale e quale la prima volta, ci fa nascere ogni giorno, e l'elenchi tutte le cose che ci fa piacere a noi. A noi. Fumate la tromba, non mi fumate la tromba. Il più bello. Questa tromba è... L'amore ci scummoglia. L'amore ci scummoglia e poi ci vesti noi, ed è un brano che io ho inciso in questo disco mio. Bellissimo che diciamo brano. che sia il penultimo, perché poi ne è uscito un altro che si chiama Raccolta di successi. Sì. Dove ci sono racchiuse 18 mie canzoni, a partire pure da Che magnifica storia, Stessa femmina, Gesù aiutami tu, pensavo ogni tanto, ma mi ricordo, e che Ustimara Piscerella, poche canzoni che ci fattino. Beh, vogliamo chiamare successi, un po' di canzoni popolari che ho fatto, che sono piaciute alla gente in questi 30 anni, mi sembra. Sono pochi, Canto che mi sono dedicata anima e corpo a questo lavoro. Vedevo Valentina Stella qua. Sì, un bacio. Che è un'artista che vabbè, è un'artista meravigliosa, disponibile. Prima parlavo con Peppe dell'umiltà degli artisti, perché gli artisti più grossi e più, voglio dire, non hanno quella cosa di quindi Valentina Stella è uno di quei personaggi che la gente la ama perché è semplice, no? Semplice, giusto. Quindi l'abbraccio con molto affetto a lei e la sua cara famiglia. Lei è anche la nostra madrina di Radio Antenna Foria, la nostra madrina. Vabbè. Allora, io vorrei farti una bella domanda. Sì. Il momento che ricordi con più piacere della tua carriera, sì, e anche no? Ma io di momenti belli c'erano diversi, devo dire, che ricordo con piacere l'apparizione a Domenica Inn, quando sono stato ospite, ho cantato una pensiera, che Nicote era il regista, mi fece i complimenti, facemmo 43% di share durante questo pezzo che cantai io. L'ospitata a Maurizio Costanzo, la prima volta che ho fatto teatro con Carlo Cerciello, il Re, e poi mi ricordo il programma con Alessandro Siani, che mi sono divertito talmente tanto che c'ero in vita mia, e ancora oggi vedo che condividono un vecchio filmato quando sono con Stefania Mai. Mi sono divertito molto, ci sono delle cose nella vita che non si possono dimenticare, e poi vabbè, tutte le cose che ho fatto con Nino D'Angelo, che faccio a teatro con Nino, quando facciamo la tournée con tutti i miei amici colleghi, con lui, quando ho cantato con lui a Piazza del Plebiscito. Ma a me mi piace tutto quello che faccio, perché o quando è a Piazza del Plebiscito o quando cai in due a presso con 50 persone, a me mi piace. Sì, voglio dire, l'emozione è chiaro che il pubblico dall'altra parte ti regala la vibrazione giusta, no? Però è bella a cantare in qualsiasi posto, anche con poca gente. È come quando abbiamo fatto teatro, ho fatto l'Elicantro che faceva 60-70 spettatori, sì, ed è ancora più difficile recitare in uno spazio stretto con il pubblico che ti sta proprio in wall, che sta qua. Non è il teatro all'italiana, è un teatro con il pubblico che ti sta addosso, no? Che ti respira addosso, e tu reciti con loro perché ti siano un wall.
E poi ho fatto le grandi platee con teatri importanti. Dimmi Peppe. Ah, Tonino D'Avanzo. Com'è bello, un bacio, sta a Germania, Tonino. Ci sono tantissimi saluti. Come l'ha cresciuto a Tonino Antonio Guarino che dice auguri a te Antoine per la tua carriera. Grazie, un Ancora bacio speciale. Maurizio Manca, detto Puma, ciao Chiara da Brindisi, buonasera. Emilia Colella. Emilia Colella, bellissima. Ti voglio bene, Emilia è meravigliosa, abbiamo fatto un sacco di feste, una mia fan speciale. Ci stanno seguendo in tanti. Ti voglio bene Emilia, grazie, mo sta lontano. Emilia sta a Colli a Volturno, in Coppa un paese la rufa sempre fredda. Però Emilia è napolitano come noi e ama la nostra città, spesso viene qua a trovarci. Ciao Emilia, ti voglio bene. Lina Verdoliva, buonasera, molto bella. Ancora Loredana Clemente che ci salutava. Anna Russani vuole ascoltare il brano Piensiamo ogni tanto. Ok, Anna è un'intenditrice, tra l'altro quando ha fatto questo disco One che noi ci andiamo insieme perché facevamo un spettacolo Cuore Pazzo con Michelangelo, ci mettiamo in da macchina da Annarella andando arriva a C3 e io avevo fatto questo disco fresco, allora ci mettiamo in da macchina e ci sentiamo se due si lasciano, pensavo ogni tanto con la Russana alla guida e devo dire che abbiamo fatto un periodo meraviglioso quando abbiamo girato con Cuore Pazzo nel 2002 mi sembra, ricordo 2003 facemmo il primo Cuore Pazzo importante, quello che ci portò poi a Domenica In, e abbiamo tanti aneddoti belli da raccontare. Melania vuole ascoltare il brano con Giuseppe Attanasio e Antoine. Che magnifica storia. Vabbè, Antonio D'Avanzo, ciao fratemo Antoine. Ciao Totò, un bacio. Fermiamoci che saluto, voglio sentire una canzone. Sì, cosa vogliamo passare? Pensiamo ogni tanto che la dedichiamo all'artista, tua collega Anna Russano. Senti, questo è un pezzo che me lo corteggiano molti perché dicono che è troppo bella questa canzone. Io non lo so, quando l'ho incisa sicuramente me ne sono accorto che era bella. Questa l'ho fatta insieme a Maurizio Palumba, l'abbiamo scritto insieme ed è un pezzo che già ha un po' di anni alle spalle. Tanto questo disco si chiama Amore Dentro, però è attualissima, la canto sempre ed è una canzone d'amore, non è triste, poi sai, nelle mie canzoni la speranza non muore mai, perché nella vita la speranza non deve mai morire, perché se muore la speranza quindi ci sono anche dei lettici che muore di speranza, non mi interessa, io penso che la speranza ti aiuti comunque, ti lusinga, ecco, lusinghiamoci, pensiamo ogni tanto. Dalla bellissima voce Antoine. Ma come piove, coppie capelli e coppie spalle chi sta amore. L'ultimo abbraccio a dolce siamo conosciuti. Stasera ce la siamo, si ferma qua. La storia nostra sotto all'acqua se ne va. E già si infondono i ricordi a te pensare. L'aria si fa fredda perché già tu mi manca, pensiamo ogni tanto quando ti senti solo, quando in tuo silenzio tu senti sta voce, chiamami senza scuorna perché io ti rispondo e se non stai lontani io ti sto più vicino, non ti abbandono mai. Pensiamo ogni tanto, scrivendo un nome mio, in tuo diario che frase che sta amore, ti ne nascondo per sempre in tuo cuore, portami in tuo cuscino per quando non ti adoro, e se da innamorato, amore mio non può dicere mai. Anna Maria, è troppo forte dispiacere, ce lo sai, come sti mani che si stringono così, non tengono coraggio, si lasciano attaccate, pensiamo ogni tanto, quando ti senti solo, quando in tuo silenzio, tu senti sta voce, chiamami senza scorna perché io ti rispondo
e se non stai lontani te sto più vicino, non ti abbandono mai. Pensiamo ogni tanto, scrivendo nome mio, dopo diari tuoi, che frase che sta amore, che mi ha nascosto per sempre in tuo cuore, portami in tuo cuscino per quando non ti addoro, e se ti hanno ammorenato, amore mio non mi dice mai. Che mi ha nascosto per sempre in tuo cuore, portami in tuo cuscino per quando non ti addoro, e si danno ammorenato, amore mio non mi dice mai. Stanno faticando. Pensiamo ogni tanto dalla bellissima voce di Antoine. Ci sono tantissimi salutini da fare. Vai. Antonio D'Avanzo che salutava Peppe, ancora per Piero Messina, un salutone da Catania, Carmela Verolino, Antonella Salzano, baci da Ilaria, Emilia Colella, Amore, un grazie bacio. tesoro, baci, Ti amo. dice Antonio D'Avanzo. Ilaria. Antoine, in Germania non c'è solo Antonella. Nino D'Angelo, ho portato pure te. Ma non ci capisco. Scusa. Antonio D'Avanzo dice Antoine, in Germania non c'è solo Nino D'Angelo, ho portato pure te. Mamma mi ha dato grazie, sei un mostro. Mia mamma dice baci da mamma, salutami il bello Antoine. Vabbè, Buon bacia- pomeriggio a bacia tutto la tua lo bella staff. mamma. La mamma è più giovane, la mamma è più giovane. La mamma è giovane, fare una vagliosa. Sì, è bravo. Sì, vogliamo il nostro pubblico che ci sta seguendo. Fatemi Se volete qualche fare domanda. qualche bella domanda particolare per Antoine, Esatto. fate il commentino che io Grazie. leggerò e Antoine risponderà. Ancora Grazie. per Emilia Colella, una più bella dell'altra, dice. Ciao Emilia. Vincenzo Pesce, buona serata, buon ascolto Sera. a tutti e un saluto a voi dello staff e alla famiglia Marino di Santa Maria Capovetere, Caserta, il casertano immenso, un abbraccio a tutti quanti, un saluto al mio amico Pasquale D'Angelo di Maddaloni. Dobbiamo dare un bacio speciale a Pasqualina Catina, che è una Pasqualina mia Catina, fan che mi vuole molto bene, ha fatto un fan club su Facebook, è una delle ascoltatrici vostre della radio Benissimo. Antenna Foria, è anche un'ascoltatrice di Jenny, e Jenny anche lui me l'ha detto, manda i saluti a Pasqualina. Allora Pasqualina, un bacio a te e alla tua cara Mi famiglia. associo. Tina Pecoraro, Antoine, ci vuoi dedicare o solo i music tu? Tina, un bacio a Tina Pecoraro con i Sicuramente. figli Antonio e non mi ricordo chi Antonio e l'altra. Io vorrei farti un'altra bella domanda, un Sì. po' Un po'? polemica. No, dai, fai il messaggio fa. Cosa ne pensi della situazione attuale della canzone napoletana? Io no. Non è mica una domanda polemica. Vabbè, un po' di polemica No, c'è no, sempre. assolutamente. No, penso che sia un momento. Io penso che ci sono delle belle canzoni in piazza e anche delle belle voci, onestamente, perché ci sono dei cantanti giovani molto belli e molto bravi che funzionano, e quindi penso che non so dirti che è un momento fortissimo o no, questo non te lo so dire, però diciamo che la canzone è viva ed è importante, che vive, che è un momento che comunque entra nelle case della gente, la gente continua ad ascoltare la nostra musica, perché io Giusto. quando parlo di canzone neomelodica o canzone melodica, io parlo della nostra musica, quella là che diciamo la bruniana, meroliana, d'angeliana, questo nostro modo di cantare, che è un modo popolare, verace, Sì. no? Perché poi oggi la musica è cambiata. Mo si rappa nelle canzoni, ci stanno altri tipi di ascolto, un altro modo di cantare. Noi siamo quelli là che portiamo ancora avanti la vecchia tradizione. Anche questi giovani cantano il vecchio, naturalmente con arrangiamenti diversi, con computate in altra maniera, ma comunque Però sono è sempre- ancora, sì, ancora il nostro. Speriamo quella che la questo non melodia. muore mai, perché se non si canta più finisce questo mondo, ed è peccato. Che oggi diciamo che viene rappresentato dal più grande esponente di questi qua, è l'ultimo di questi grandi, che si chiama Nino D'Angelo, che è D'Angelo, lui sì. che ancora oggi ci rappresenta in tutto il mondo, dopo il grande Merola
ma abbiamo anche degli artisti ancora importanti che spesse volte ci dimentichiamo, ma non per qualcosa. Noi abbiamo i grandi come Enzo Di Domenico, sì, come Mario Trevi, ce ne sono tanti, abbiamo degli artisti importanti veramente, Pino Mauro, ce ne sono tanti. Come no? Comunque ci stanno dei cantanti importanti che fanno ancora questa professione, che spesse volte noi ci scordiamo il nome, ma che hanno una grande storia alle spalle, come lo stesso Franco Moreno, come lo stesso Mauro Nardi, come questi qua, che comunque diciamo che sono quelli là che hanno preceduto un po' noi, no? Questa scaletta che è stata fatta poi negli anni, quando c'erano, dico, un disco di Zappullo là che io ho suonato quando facevo la radio, a Maraglia dell'Amore, vedi quello là, che lo dice che là, sta di giù un amante, queste tutte canzoni scritte da Nino D'Angelo, quelle là, quel disco là di Zappullo lo scrisse tutto quanto Nino D'Angelo. Se tu pigli la copertina e leggi che di giù un amante, bello, che furono, sono stati anche quel disco là, quella canzone la vedi, Rosa Rossa, quella lo sai chi l'ha scritta? Nino Tozzi. L'ha scritta Nino D'Angelo. Sempre Nino D'Angelo, sì. Tu sapevi? Lo vedi quel disco là di Finizio? L'ha scritto tutto Nino D'Angelo. Qui fece un'operazione che fece Nino, che quando uscì poi il mio disco, Nino produsse 3-4 dischi napoletani, e il mio era ieri Napoli oggi e domani lo sei Indasto Vic, che su era DLO, anche Gesù Aiutami Tu è stato prodotto da Nino D'Angelo. Poi fece grande successo Gesù Aiutami Tu, grande successo negli fine anni 90. Anche il video è un po' particolare. Sì, Maurizio dentro la chiesa. E chi fa sempre può fare l'umidità CIS. Adesso il microfono a Giuseppe. Sentiamo un'altra voce di un altro speaker. Allora, buonasera prima di tutto ai nostri radioascoltatori e a tutti i fans di Antoine, che ne sono in tanti. Allora, Antoine secondo me è un mito, non perché sta davanti, perché raggruppa tante generazioni. Grazie. Io l'ho incominciato a seguire dal 1983, cioè con mai nessuno, quindi figuratevi, sono ben 37 anni se non erro. E mo stavo pensando, quando Antonio parlava un pochino del panorama artistico, che lui comunque, anche lui nel suo piccolo ha preceduto i rapper con la canzone Molea Fornise, mi ricordo, che quella rappava e poi Tonino faceva il ritornello. Bravo, noi abbiamo fatto nel 1997. Ecco, e quindi abbiamo fatto il rap nella musica siamo napoletana. un pochino avanti a questa, il rap lo fanno tutti. Sono felice, mi hai fatto ricordare. Anto, che ti manca, diciamo, per essere completo a 360 gradi nella tua carriera? Tu che hai fatto tutto. Sì, io devo dire che ho assaporato tutto, quasi tutto, ma ci sta sempre a fare, giustamente. Ma a me non è che mi manca, io ogni volta che finisco di fare una cosa mi sento realizzato e soddisfatto, però aspetto subito che ne esce un'altra cosa per completare ancora l'artista che sono. Mi manca, sicuramente mi manca qualcosa, e non te lo so dire che cosa sia, però io non voglio perdere mai l'affetto della gente, il rispetto della gente, il fatto che la gente quando mi vede mi abbraccia, mi chiede una fotografia, mi fa un complimento, ma mi può fare anche una polemica, ma il fatto che la gente mi voglia bene e che ci abbia un rispetto di me come persona, perché io in questi 30 anni ho cercato sempre di essere una persona prima di tutto onesta e per bene, una persona che non mi sono mai permesso di togliere rispetto a nessuno, e ho fatto questo lavoro sempre con grande professionalità, e quindi diciamo che tra l'altro un pochino di rispetto, cioè una parola che fa rispetto mi spetta, perché diciamo che nella mia onestà ho sempre cercato di dare il massimo. Sicuramente per completare l'artista bisogna sempre crescere, io voglio sempre studiare, voglio imparare ancora, voglio sempre crescere, voglio imparare qualcosa ma che chi conosce me. E niente, siamo qui a fare questo. Grazie per la bella domanda. Ottima osservazione del nostro Peppe. Sì. Ma come team. C'è qualche salutino. Carmela Verolino, buonasera, un abbraccio a tutti voi in studio. Anna Failla, anche a me una bellissima dedica. Anna Failla, un bacio, Anna. Massimo Lian dice: Chiara, salutami Antoine, ormai non sono passati tanti anni che non lo vedevo. Massimo dal Vasto. Massimo, un abbraccio grande.
Lina Catena, sono Pasqualina Catena. Grazie Antoine per i saluti, un abbraccio a te tesoro, alla signora Chiara e al signor Jenny. Buona serata, sei unico Antoine, grande mito. Grazie. L'altro giorno stavo in un centro commerciale, mi ha fermato una signora bellissima che mo ha 70 anni, la signora bionda, non mi ricordo come si chiama, e allora mi ha detto Antoine, si può fare una fotografia, c'era la figlia, una persona per bene. Si è fatto questa fotografia i che sulle strisce che in televisione tu esci in televisione non tutto questo che esci che lo mi chiamano in televisione, io sono qui che ho partecipato perché poi dipende pure quale la televisione mi chiama, giusto, capì? Perché se volessi fare tutto ma voglio dire l'importante poi arrivato a un certo punto della carriera, la cosa importante è quella della gestione, cioè l'artista diventa ancora più interessante quando tra virgolette si sa gestire e sì. Questa è una cosa difficilissima, non tutti lo fanno, ma sicuramente anche io nel mio piccolo cerco di gestirmi come meglio posso, però cerco di fare le cose che mi gratificano e le cose che mi piace fa. Questa è la verità, come Valentina Sella. Valentina Sella è un artista bello, Valentina Sella è capace che la invitino a fare una serata, con 1 miliardo di gente non ci va, e poi bella pure pigliare che sta cantando, perché questo è, perché se senti fare quella cosa, sente una vibrazione ancora, questo è l'artista. Questo è l'artista. Di Zadro Antonio dice ciao Antoine, sono Antonio da San Marco in Lamis Foggia, mi fai sentire O Sole Music tu, grazie e buona serata. La passiamo subito, ancora per Susi la cinese, buonasera a tutti, ciao Tony, un bacione a tua mamma. Beh, Susi è la cinese, Susi grazie da parte di mamma, è pure la storica radiofonia, Susi è la cinese. Ciao Susi, un bacio. Vogliamo andare su col prossimo brano? Sì, amore. Per tutte le persone che ce l'hanno richiesta, O Solo Mio, sì tu. Questa è un'altra canzone che ho scritto bellissima, sempre io. Sempre dell'ultimo disco di Antoine. Ma dai, scusate, ho scritto tu non faccio giù. Anche per Antonio Guarino. Poi ce l'hai giù. Anche per ci sono tantissime richieste, tantissime. Ancora per Lina Catena, per Anna Failla, Calmera Pelolino, per tutte le persone che Emilia anche Catena. per mia mamma. Emilia Colella, Pasqualina Catena. Per tutte le persone che ce l'hanno richiesta, O Sole Mio, sì tu. Solo mi sta in fronte a te.
questa è la verità. O solo mia sei tu, mi brucia piacere, questo occhio lucente mi trasinte bene, quando mi metto in gola una voglia di campare. O solo mia sei tu, tremenda passione, conosco a memoria ogni pezzo tuo, pure con l'occhio chiuso ti saccio vedere. O solo mia sta in fronte a te. Salutiamo anche Patrizia Iadonisi, la nostra reginella di Radio Antenna Foria. Ciao Patrizia, un bacio, un ciao, grande Patrizia. grande. Ciao, un saluto ancora per Rosaria Bianco. Ciao Rosaria. Ciao Rosaria. Io vorrei farti un'altra bella domanda. Sì, amore, dimmi. Allora, vorrei chiederti, preferisci più il teatro, recitare o cantare? Sì, a me piace tante cose, onestamente mi piace. Diciamo che il mio primo amore è il canto. Io sono un cantante napoletano prestato al teatro, poi grazie a Carlo Cerciello, quando nel 2000 mi ha voluto fortemente per questo spettacolo che fece un grande successo di critica e di pubblico, che fu Il Re, che io ero protagonista insieme ad Imma Villa, Peppe Barile, che sono degli attori importanti del teatro. Sì. Io diciamo che mi piace, dico sempre, la mia moglie la musica e l'amante mia è il teatro, ma sono due emozioni comunque meravigliose, che io da piccolo volevo cantare, volevo recitare, volevo fare tutte cose, e poi crescendo man mano cerca di fare, di imparare, di fare, e quindi entrambe le cose mi piacciono. Le emozioni sono comunque diverse, ma il pubblico è quello, sempre quello il pubblico. Anche per chi non lo sapesse, Antoine ha fatto anche lo speaker radiofonico, è nato speaker proprio a Radio Antenna Foria quando stavamo là. Proprio qui sei nato, proprio qui su Radio Antenna Foria. Là, piacere, grazie. Scusami. Ma noi su Radio Foria ci stavamo io, Jenny, Maurizio Palumbo, Gigi Finizio, Rosaria Finizio, Lino Tozzi, Raffaele Accardo, Toni Mauro, Peppino Di Bernardo. Eravamo tutti quanti una famiglia, Emilio Macchia, chi ci sta? Ci la famiglia Primavera, come cantante chi era? Enzo Di Bruno ci stava, anche Enzo, sì. Mi ricordo, mi sfocco brutta figura. Vabbè, comunque eravamo molti. Eravate in tanti. Pino D'Alessio, era Claudio Musella, Maurizio l'ho detto. Diciamo che Gigi Finizio, Lino Tozzi, Toni Mauro erano cantanti conduttori. Invece io ero un conduttore che poi sono diventato cantante. E anche attore. Sì, però era diverso. Un po' come quando se tu hai letto la storia di Vasco Rossi anche lui era uno speaker, ha iniziato a fare lo speaker e poi dopo praticamente si accimenta a fare i dischi. Invece Finizio già cantava, Tozzi già cantavano, si pubblicizzavano sulla radio, perché poi negli anni '80 la radio libera non era come adesso, che non c'è più la radio libera, c'è la radio ma non è libera come era una volta. Prima era veramente la radio libera, che la con l'antenna coppo palazzo, stiamo a via fuori 136 proprio con l'antenna coppo palazzo, tu aprivi il microfono e dicevi che lo pulivi tu, cioè senza censura e senza niente, pubblicità, non ti mettevano coppa una frequenza. E c'erano radio che non finivano mai, erano tutte radio. Però erano le radio libere. Poi all'inizio noi con Radio Foria, Radio Duchesca, Radio Quartieri, queste radio di vecchio stampo che c'erano all'epoca, erano la novità, che la gente sentiva sta radio, ci faceva la diretta, ad esempio, no? La gente sentiva la voce a Soia, Radio Forcella, Cati Casanò, bravo, Franchino Gioele. Spaccanapoli, bravo, aiutate, perché poi diceva Spaccanapoli di Da Vinci. Sicuramente, però ti ricordo, la gente dice vuoi oggi parlate che mi dice in da radio, la voce mia, di sa compagna mia, cioè ci stava veramente la novità. Poi lo speaker, Jenny me lo può ricordare, era un personaggio, lo speaker a radio, era sotto era un artista purissimo, perché la gente teneva un rispetto per il conduttore. Erano altri tempi sicuramente. Oggi il social
ha preso un po' il posto di quello che era la televisione libera, la radio libera, che oggi i social entrano nelle case così, Sì. all'improvviso, ed escono fuori i vari divi. Che poi non sappiamo, però all'improvviso il web ti dà una popolarità pazzesca, magari anche a chi non la merita. Che poi tutti si sentono divi e dive, divi e dive. Io sempre voglio dire questa cosa, una piccola polemica che Sì. ma la dico con il sorriso sulle labbra. Io molti ex miei colleghi e amici che non vedo più, che non li sento più cantare, perché io so chi canta e chi non canta, a volte vado su Facebook, mi chiedono l'amicizia e vado nel profilo e vedo che loro continuano a fare questa cosa, però è questa cosa casareccia che loro si organizzano, cioè per loro, capito, no? Fanno sempre il suo mestiere, però è una cosa che poi hanno fatto una pasticcione e pubblicano sti cose e allora mi intenerisce anche moltissimo, mi dispiace anche dirlo. Però poi il pubblico sa chi veramente gli si fa ancora il suo mestiere e chi non lo fa più. Un saluto per Carmela Zinno, la moglie di Peppe, che abbiamo detto per i suoi 41 anni. Auguri. Che ancora Peppe per Valentino Mancini. Buonasera a te, Valentino. al grande Antoine, alla grande Chiara e a te, Jenny. È una bravissima persona. Si dice che Peppe è innamoratissimo della sua moglie. Mi fa piacere, perché quando me l'ha detto con quegli occhi che brillavano d'amore, Melania, un bacio speciale, auguri per i tuoi 41 anni, che tu possa vivere la tua vita felice con tuo marito, che è un ragazzo che si fatica la pagnotta, è uno che ama la famiglia, e io me ne sono accorto perché ussacci. Tanti auguri. Antonio, io vorrei farti una domanda. Un po'... Dimmi, amore. Cosa ne pensi di Chiara Neomelodica? Cosa ne pensi di Chiara Neomelodica? No, come volevo dire? No, questo. No, allora tu dici che pensi di no, questo volevo chiederti. Io penso c'è la buccia. No, questo volevo chiederti. Che canzone ti dedicheresti? A Chiara Neomelodica? Da artista quello che sei che... Allora, Peppe dice: quale canzone dedicheresti a Chiara? Allora, io penso che Chiara, devo dire la verità, è veramente stata la prima che si è inventata sta cosa. È la prima. E merita comunque un posto tutto suo, perché tutti i primi il capo scuola, e lei è uno di proprio a Pessaese, tutto quanto hanno cercato di fare, però lei è la regina, a dire la verità. Mi ho pigliato Vabbè, dai, voi siete di parte. La verità. No, devo dire la verità, lei veramente se l'è meritato quello che fa, perché lei è partita a fare questa cosa con l'amore della musica, perché lei ama la musica napoletana, si è messo con tutta la passione, sapete i video tutto quanto, ha fatto così pazzi. E se oggi, diciamo, merita sicuramente una ricompensa, perché se l'ha faticata, c'è la verità, quindi si è messo là, si è acceso lui e ci vicino a sto coso. Quindi sono felice di te, sono molto contento. Io ti meriti un bacio, solo mesi tu, perché tu sei molto solare come sempre, donna. sempre. Valentino Mancini dice: ma nessuno legge i commenti. No, Valentino. Stiamo leggendo. Giuseppe Marinaro, ciao, come stai? Sono Giuseppe. Ancora per Vita Cuore, per Barbara Micciche, Manuela Grazzi, ancora per Antonio Grillo che dice: grande Antoine. Ciao Bacio. Antonio, ancora per Giovanni Nicola Marino, super grande Antoine. Ciao, carissimo. Marco Fiordelisi di Fiore, saluti a Chiara ed Antoine. Grazie. Dall'artista Mario Di Fiore. Un bacio. Ciao Mario. Un saluto a Mario Di Fiore, che non ho il piacere di conoscere, ma gli diamo un grande abbraccio. Spero di conoscerti presto. Un saluto, un abbraccio. Ancora per Pierina Valentini, ancora per Mario Donzi, per Agostino Iorio, per Lina Verdoliva, Francesca Barbetta. Ciao Chiara, bella questa canzone, la canzone tua. Per Susi la cinese, ancora per Giovanni D'Amico che ci segue da Palermo. Aspetta, fammi un attimo. C'è una cosa importante, perché la già dice Peppo Macellare, che poi è morto, che era Peppo Macellare, diciamo che era la mascotte della radio, e Raffaele Accard che lo amava di bene, perché Peppe era un ragazzo che era cresciuto senza la mamma e il papà, viveva con la zia, come lo vogliamo definire, era un ragazzo buono, e quindi noi il grande affetto lo portavano, lo metteva il microfono e ci giocavamo, e uscivano questi duetti che faceva Raffaele Accard. Tu lo sai che io oggi ascolto Radio Kiss Kiss la mattina a volte,
e sento a Luca Sepe che fa la stessa cosa che facevamo noi con Peppo Macellaro, o fa con un altro con non so chi sia, fa la stessa cosa. Vuoi fare i saluti alla tua famiglia? Chi l'ha cominciato a parlare? Le stesse cose che noi facevamo con la radio le sento fare ancora oggi. Cioè, voglio dire, sicuramente non so se Luca, perché Luca è un addetto ai lavori veramente preparato, se si ricorda queste cose, oppure ci sono asciutti pure modo. Però ricordo con grande affetto tutto questo. Per quanto riguarda i cantanti giovani, spesse volte mi chiedono: Antoine, ma tu che cosa consiglieresti ad un cantante giovane? Io consiglio che Borongo è quello che voi facete, quello che volete voi. Cantate, divertitevi. Non esiste una ricetta, perché se esistesse una ricetta sa vendessero tutto quanto a caro prezzo. Giusto. Cioè, cantate, divertitevi, sicuramente cercate di andare da chi fa questo mestiere, dai professionisti, però buttate fuori quello che avete, senza tabù, divertitevi, perché questo lavoro si fa con la passione e con il sorriso, con il divertimento, non pigliate come è stata facendo l'esame a scuola, che poi si vi bocciano e fannuto, no, continuate, vi bocciano, andate, ricorrete ai ripari, chi ci sta ridendo, bravo, chi ci sta qualcosa prima o poi esce sempre. E restate sempre umili, soprattutto con i piedi a terra. Sì, ma questo è inutile questo è inutile dirlo. Sì, Anna Bruscolotti, un saluto che ci salutava dalla Germania. Ciao Darella, un bacio mi vedeva su Napoli International. Mamma, meravigliosa la famiglia Bruscolotti. Maria Sepe, la mia carissima amica Maria Sepe. Maria, ciao Chiara, bacio. sempre bellissima e bravissima. Complimenti anche ad Antoine. Bacio. Ahmed Safawat, giusto? Che ha fatto? Un grande saluto dall'Egitto. Napoli è sempre l'originale. Che bellezza. Anche dall'Egitto ci seguono. Volevo dire una cosa, ma che sei spagnolo? No, ma Chiara, ascoltami. Dimmi. Egiziano non faccio pa mas. Mi permetto di dirlo, chi mi vuole bene sulla mia pagina ufficiale clicchiamo un mi piace, perché visto che ne siamo in tanti, oggi ho visto che eravamo 4.213 mi sembra sulla mia pagina. Sì, come devono digitare? Allora Antoine, perché me l'hanno cucciaine, perché purtroppo io sono stato uno proprio che... Ma chi cantante negli anni 80 ha avuto coraggio di si mettere un nome senza cognome, un nome francese che si scrive in una maniera e si legge in altro, cioè proprio un pazzo, pure io potevo fare, ma oggi comunque diciamo che anche gli altri ci stanno adattando, ma io sono stato primo pazzo proprio. Antoine si scrive, allora Antoine cantante, andate sulla mia pagina ufficiale, ci sto io che con gli occhiali che sto così, tutto celeste, perché sono sempre Forza Napoli, mettete un mi piace. E io vedo quanti ne abbiamo aggiunti questa sera e così mi fate compagnia, io faccio compagnia a voi leggete un po' quello che faccio io durante la giornata, quali sono i miei progetti futuri. Vedete le foto che metti, le foto che metto, qualcosa di nuovo, cose di vecchi, le video, e vi aggiorno su quello che faccio. Per restare sempre aggiornati su Antoine, cliccate mi piace. Quindi Antoine cantante, la pagina ufficiale Antoine cantante, l'aprite, mettete un bel mi piace e adesso basta. Ho detto tutto, vi devo solo salutare. Mi dispiace, ma già io sta tutta la serata ma vengono da voi, no? Ci organizziamo e facciamo un'altra bella oggi una giornata, poi stasera chiudiamo con un'inaugurazione, però devo andare via, mi aspettano giù in sala. Che battiamo? Bella questa canzone, mi piace. A Chiara Melodica, a Pasqualina Catine, a Peppe Commelani, al mio amico Jenny Ricordi con la sua famiglia, che voglio un sacco di bene a Jenny, che lo merita, perché è una persona schietta, giornale che lo pensi, che lo dice, fai buono, fa sempre così. E a tutti quelli che mi amano, ciao Pasquale D'Angelo. Pasquale D'Angelo, quello che l'amico mio che ho detto io. Pasquale, un abbraccio speciale, ci ho mandato proprio prima, saluto. Vi amo tutti quanti, vi aspetto prossimamente, ci vediamo a teatro sicuramente con le mie nuove canzoni che canterò io e che canteranno gli altri, e ci vediamo sicuramente qua su Radio Antenna Foria La Storia. E un bacio alla mia Chiara, Chiara sei speciale. Ti auguro tanto voglio bene e grazie sempre che grazie per aver invitato e che accetti sempre i miei inviti. È un piacere. Viva la musica napoletana, viva Radio Antenna Foria La Storia. Antoine. E viva Antoine. E viva la radio. Ciao! L'unica cosa bella, che cosa che c'è rimasta? È che la giornata. State in sintonia. Non voglio fare niente. Non
voglio più niente, ma voglio chiudere con te in una stanza, sicuro non beve, sicuro non mangia, ma voglio privare tutto meglio che mi piace, voglio soltanto fare amore con te, voglio soltanto fare amore con te, voglio soltanto fare amore con te, l'unica cosa bella, lavatemi suono e pure renare, e poi sequestrate ma è cosa mi più cara, portatevi solo, lavatemi stelle, lasciatemi solo su piacere assai più bello, voglio soltanto fare amore con te, voglio soltanto fare amore con te, voglio soltanto fare amore con te, l'unica cosa bella, voglio soltanto fare amore con te, voglio soltanto fare amore con te, voglio soltanto fare amore con te, l'unica cosa bella. Non mi serve la luce, facetemi sperdere senza avere a nessuno, lasciatemi la voce per dire la gente, cantate con me che sta emozione è troppo bella, voglio soltanto fare amore con te, voglio soltanto fare amore con te, voglio soltanto fare amore con te, l'unica cosa bella, voglio soltanto fare amore con te, voglio soltanto fare amore con te, voglio soltanto fare amore con te, l'unica cosa bella. Voglio soltanto fare amore con te, voglio soltanto fare amore con te, voglio soltanto fare amore con te, l'unica cosa bella.